E dunque ricorre oggi, mercoledì 19 luglio, il 31esimo anniversario della strage di Via D'Amelio contro il giudice Paolo Borsellino e i poliziotti di scorta. La Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha raggiunto al mattino di oggi il capoluogo siciliano, tappa nella caserma Lungaro, dove la Premier ha deposto una corona sulla lapide in ricordo dei poliziotti Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Antonio, delegato da Manfredi, onoratissimo di conoscere. Per ringraziarla della visita, la famiglia le fa dono della litografia che tutti i familiari della famiglia Borsellino, ovviamente Paolo Borsellino e Agnese Borsellino che riposa via adesso in Alto la Signora, gli ha fatto anche una piccola dedica. La famiglia ha gradito immensamente la sua. Cioè, non ho avuto il tempo di procurare chiamiamolo un contenitore esterno degno. Non si preoccupi, ci siamo arrangiati con quello che abbiamo bellissimo, potuto. Davvero, ne sono onorato. E in tutte le famiglie della famiglia Borsellino. Grazie, grazie veramente. Piacere, ci piacere. Ci sia per lei io. Anche a mio, io le vorrei tanto parlare poi in inverno. Chiacchieriamo su tante cose importanti per il nostro Stato. Molto, molto bene. Questo è un albero che l'artista ha fatto. Come no? E poi Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in prefettura. Io ho cominciato a fare politica quando uccisero Paolo Borsellino, a insomma, poche settimane dall'omicidio di Giovanni Falcone, e per me il tema di quell'esempio di uomini delle istituzioni consapevoli dei rischi che corrono, che ciò nonostante continuano a fare il loro lavoro, rimane uno degli elementi più simbolici di quello che mi ha spinto a fare politica, di quello che mi ha portato dove sono oggi. Il senso della presenza oggi non è solo memoria, perché la memoria ha un senso e una ragione se si raccoglie quel testimone. Per questo abbiamo anche stamattina appunto partecipato al Comitato sulla sicurezza con tutti gli attori che ogni giorno a Palermo e non solo a Palermo si occupano di contrasto alle organizzazioni criminali, si occupano di lotta alla mafia, per capire cos'altro serva, che cosa il governo anche possa e debba fare per aiutare questi inquirenti straordinari, queste forze dell'ordine che negli ultimi 8 mesi hanno arrestato più di 1300 persone, 29 latitanti sono stati assicurati alla giustizia, un lavoro straordinario che va accompagnato, sul quale io ho detto a loro e dico insomma a tutte le altre persone che di questo si occupano ogni giorno, che devono considerare il governo italiano al loro fianco in tutto. Noi siamo convinti che la battaglia contro la mafia si possa vincere. Mi sento di dire che per esempio quello che ho letto stamattina su alcuni quotidiani mi ha molto colpito, una polemica inventata sul fatto che io avrei scelto di non partecipare alla tradizionale fiaccolata per paura di contestazioni per ragioni di ordine pubblico, che è una notizia inventata, ma soprattutto chi è che dovrebbe contestarmi esattamente? Perché la mafia mi può contestare, quello sì, la mafia mi può contestare, non so se le persone diciamo che in buona fede combattono la mafia possano contestare un governo che come primo atto ha messo in sicurezza il carcere ostativo, che sotto la cui guida i risultati, voglio dire, in tema di contrasto arrivano, che oggi ha annunciato di fare, qualche giorno fa ha annunciato di voler fare un altro provvedimento per mettere in sicurezza, diciamo, il concetto di criminalità organizzata, perché c'è una sentenza della Corte di Cassazione che rischia di creare dei problemi enormi anche a processi in corso sulla base della precedente interpretazione,
che ha anche cercato, diciamo, di mettere ordine rispetto ad alcune norme della precedente riforma che rischiavano di impattare anche, diciamo, su reati che riguardano la criminalità organizzata, cioè che ha fatto tutto quello che andava fatto, perché non mi pare che ci sia stata nessuna forma di allentamento, anzi in tema di lotta alla criminalità organizzata. Quindi se qualcuno vuole venire a contestare sono i mafiosi, e non ne dubito, ma io non sono mai scappata, guarda, non sono mai scappata in tutta la mia vita.